Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli, che apriamo subito con l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dell'assestamento di bilancio per gli anni 2021-2023, una manovra finanziaria da 370 milioni di euro. Sentiamo le parole del Presidente Massimiliano Federiga. In questa importante manovra da 370 milioni di euro l'amministrazione regionale ha voluto cercare di dare risposte alle molte esigenze che soprattutto dopo un periodo di pandemia il nostro territorio ha e avrà. Per questo per esempio abbiamo messo quasi 200 milioni di euro per i comuni o per le opere sovracomunali perché ovviamente gli investimenti in questo momento possono rappresentare una grande spinta alla ripresa. Non solo ci siamo focalizzati per esempio sugli investimenti in sanità, 25 milioni di euro che andranno principalmente ai piccoli ospedali della nostra regione per rafforzarli e dare una mission. Noi non vogliamo chiudere ospedali, ma vogliamo invece rafforzarli e dargli una prospettiva anche per il futuro. In più abbiamo voluto stanziare 25 milioni sul turismo per l'ammodernamento delle strutture ricettive, una cifra importantissima proprio per aiutare un settore drammaticamente colpito dalla pandemia dal punto di vista economico. Insomma, una misura importantissima, una misura che mi auguro possa contribuire insieme al nostro ricchissimo tessuto produttivo e soprattutto un tessuto produttivo che anche durante la pandemia non si è fermato, ma garantire una ripresa. Già i dati che monitoriamo quest'anno fanno vedere il Friuli Venezia Giulia, unica regione in Italia ad aver tenuto per esempio sull'occupazione, ma non ci basta, perché adesso è il momento di ritornare a correre e ritornare a guardare avanti. E sarà una vera e propria boccata d'ossigeno perché i dati sul turismo in particolare non sono buoni. Più di 600 imprese del terziario infatti del Friuli Venezia Giulia sono scomparse per le conseguenze della pandemia e quanto emerge dall'osservatorio congiunturale nel secondo semestre curato per Confcommercio Friuli Venezia Giulia da Format Research. Sentiamo. Aumentano le imprese dei servizi più 173, diminuiscono pesantemente invece quelle del commercio, meno 544 e in misura minore del turismo, meno 76. Più di 600 imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia sono dunque scomparse per le conseguenze della pandemia. Il dato, tra l'altro anestetizzato dagli aiuti pubblici che tengono a galla imprese quasi inattive, emerge dall'osservatorio congiunturale sul secondo trimestre curato per Confcommercio FVG da Format Research. In questo contesto, spiega il direttore scientifico della società Pierluigi Ascani, si è comunque assistito a una ripresa del clima di fiducia delle imprese del terziario legato al giudizio sulla campagna vaccinale, il cui andamento è ritenuto adeguato da 3 imprenditori del terziario su 4. La campagna non è però sufficiente a lasciarsi alle spalle l'emergenza sanitaria. Per il 61% delle imprese il virus continuerà infatti a circolare. Viviamo una fase difficile e decisiva, commenta il presidente di Confcommercio FVG Giovanni da Pozzo, in rappresentanza anche dei colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Alberto Marchiori, di Trieste Antonio Paoletti. L'adesione ai vaccini è la premessa per una ripartenza decisa dall'economia, soprattutto per i settori del commercio, non alimentari e per il turismo, i più penalizzati da questo anno e mezzo di emergenza. E anche per la Presidente di Friuladria, Crédit Agricole, il settore del turismo resta in sofferenza, ma spiega l'Economa, il PIL sta correndo per il 2022. I segnali sono buoni, sentiamo. Stiamo assistendo a un momento di enorme fermento nella parte produttiva del paese, soprattutto nella manifattura. Il commercio sta andando abbastanza bene perché le limitazioni non si sentono quasi più, sta soffrendo un pochino il turismo perché ancora lì abbiamo qualche problema di movimento. Tutto ciò detto, il PIL sta correndo, l'economia sta andando bene e con tutte le emissioni di denaro che ci sono e ci saranno del PNRR prevediamo non solo un 2021 che si chiuderà a tassi molto importanti di crescita, ma un 2022 sulla scia di questo trend positivo. È una grande opportunità per il Paese, per i giovani e per tutti noi.
E siamo adesso alla cronaca. Nei guai a Pordenone, un gruppo di giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni che dopo aver ostruito il passaggio delle persone hanno insultato gli agenti delle volanti che erano intervenuti per riportare la situazione in condizioni di sicurezza. 8 ordini di allontanamento, 2 DASPO urbani e un foglio di via obbligatorio, oltre ad ammende da 100 a 300 euro. Sono i provvedimenti che ha disposto il questore di Pordenone Marco Dorisio nei confronti di un gruppo di ragazzi considerati facinorosi di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Un equipaggio della squadra volante di pattuglia in una zona centrale della città li ha notati mentre ostruivano e rendevano difficoltoso il transito delle persone. Dopo aver chiesto rinforzi, gli agenti hanno dato avvio al controllo di 12 persone, 9 delle quali under 18. Il più grande di età ha tenuto un atteggiamento ostile, dileggiando gli agenti con frasi ingiuriose, provocando e istigando altri coetanei a fare altrettanto. Nei confronti dei giovani, pochi giorni fa, era stato già emesso un ordine di allontanamento dal parcheggio della stazione ferroviaria, dove avevano tenuto lo stesso atteggiamento aggressivo e intimidatorio. Il più grande dei ragazzi è stato indagato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è stato avviato il procedimento che porterà al foglio di via obbligatorio dal comune di Pordenone per 3 anni. Rimaniamo sempre nel Friuli occidentale, sospesa per 5 giorni la licenza di un pubblico esercizio di Roveredo. In piano, dopo il caso infatti del Papa on the Beach, il provvedimento del questore di Pordenone è scattato per un altro locale per la violazione della normativa anti-Covid. Un altro locale pubblico di Roveredo in Piano è finito nel mirino della questura di Pordenone e la licenza è stata sospesa per 5 giorni per violazione della normativa anti-Covid. Durante un controllo eseguito intorno alle 23 di ieri, gli agenti hanno riscontrato la presenza in un'area aperta e recintata di circa 150 persone sedute ai tavoli. Una ventina di queste erano intente a ballare a distanza ravvicinata e senza i dispositivi di protezione, alcune davanti a un palco rialzato dove era stata collocata una postazione con DJ, dalla quale veniva diffusa musica ad alto volume. Una volta all'interno, gli agenti hanno notato anche una decina di ragazze in body a girarsi tra i tavoli e alcune sulla pedana a ballare. Queste ultime, alla vista dei poliziotti, si sono subito allontanate. Il DJ, che ha detto di essere un libero professionista, ha assunto un atteggiamento di insofferenza e polemica verso gli agenti, situazione videoripresa e documentata dal personale della polizia scientifica. Per quel che riguarda le ragazze in body, il titolare ha riferito che erano state ingaggiate per una non meglio specificata attività di intrattenimento tramite un loro agente. Oltre alla sospensione è stata contestata anche una sanzione pecuniaria. E andiamo adesso sulla costa, primo caso di irregolarità in merito alle norme sul riciclaggio di navi. Norme introdotte il 1° luglio scorso nell'ordinamento comunitario. È stata scoperta questa irregolarità a Porto Nogaro dagli uomini della Guardia Costiera. Lacune di natura documentale legate alla normativa antincendio e ai dispositivi di salvataggio di Maritime Security e mancanza della dichiarazione di conformità alla nuova normativa sullo ship recycling introdotta il 1° luglio scorso nell'ordinamento comunitario per prevenire incidenti e altri effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente causati dal riciclaggio delle navi. Sono le ragioni per cui una nave battente bandiera azera è stata bloccata ieri sera a Porto Nogaro dalla Guardia Costiera. Si tratta del primo caso di irregolarità in merito alle norme sullo ship recycling, che ha comportato anche una sanzione amministrativa di 10.000 euro. La nave potrà ripartire una volta poste in essere le misure correttive. Le irregolarità sono state rilevate dagli uomini dell'ufficio circondariale marittimo Guardia Costiera di Porto Nogaro durante l'ispezione della nave, battente bandiera dell'Azerbaigian, mentre era ormeggiata alla banchina Margaret. Passiamo adesso a un monitoraggio che ha eseguito il nucleo speciale dei Carabinieri tutela patrimonio culturale nello specchio d'acqua compreso tra Grado, Punta Snobba, all'isola della Cona. È stata scoperta una nave della Prima Guerra Mondiale e altri reperti. Vediamo.
7 resti di anfore binarie greco-italiche databili III secolo d.C. e altri 14 reperti ceramici romano-aquileiesi di epoca imperiale e alto medievale di produzione bizantina. E quanto hanno individuato i carabinieri del comando tutela patrimonio culturale in un vasto specchio d'acqua compreso tra Grado e Punta Sdobba, in collaborazione con i militari dell'Arma di Grado e con il centro subacquei di Genova. Rinvenuti anche i resti di un'imbarcazione per la prima volta della Prima Guerra Mondiale, adagiata nel fondale vicino alla confluenza del canale Isonzato nel fiume Isonza a Punta Sdobba, in un'area di assoluta rilevanza paesaggistica di fronte alla riserva naturale dell'isola della Cona. Si tratta di un pontone della Regia Marina, un grosso e robusto galleggiante usato durante la Grande Guerra per azioni di approdo e fiancheggiamento, realizzato nei primi del Novecento dall'Arsenale di Venezia. I reperti archeologici recuperati sono stati affidati alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia per le attività di pulizia, catalogazione e restauro. Il relitto sarà invece sottoposto a una ulteriore attività di studio e alla messa in sicurezza. Adesso andiamo nel capoluogo friulano. Il Comune di Udine investirà 400.000 euro per realizzare impianti di illuminazione, alcuni dei quali richiesti anche da 30 anni in zone abitate e in aree verdi. Via Biella, via Molinnuovo, rotatoria con Giovanni Paolo II, pista ciclabile di via Fusine, area verde Patriarcato d'Aquileia in via San Rocco, zona artigianale di via Baldasseria Bassa, via Abbazia e parcheggio di via Sabadini sono le aree in cui l'amministrazione comunale intende realizzare con un investimento di circa 400.000 euro impianti di illuminazione che i cittadini in alcuni casi attendono anche da 30 anni. La sicurezza per noi è al punto numero 1, l'illuminazione è un fattore, è uno dei tanti fattori importanti. Tengo a precisare che questi lavori entro la fine dell'anno dovrebbero iniziare o finire, ma abbiamo già in programma altri 10 grossi lavori sparsi per la città nel prossimo anno. Con la variazione di bilancio e il bilancio 2022 lo inseriremo. E la cultura, in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di attività, il gruppo Camosci di Seregno omaggia il pittore Pio Sollero con una mostra allestita a Sappada. Sappada omaggia con la mostra a vedute Pio Sollero, pittore nato a Plodn nel 1881. Allestita nell'ex museo Giuseppe Fontana, l'esposizione è stata organizzata dal gruppo Camosci di Seregno in occasione dei festeggiamenti per i loro 50 anni di attività. Fino al 22 agosto saranno esposte 10 opere di Sollero provenienti dalle collezioni private dei nipoti Vittorio, Pierluigi e Alessandro, alle quali si aggiunge un dipinto dell'autore prestato dalla magnifica comunità del Cadore. La vita di quest'artista fu segnata da tragici eventi, ciononostante la sua produzione pittorica è stata molto ricca. Vicino all'arte di Segantini, via via si è scostata con la propria luce per raffigurare l'amata Sappada, i vasi di anemoni, le nature morte che dipinse sulle sue tele. La mostra a veduta è composta anche da altri 24 quadri realizzati da artisti della zona di Seregno. Dal 22 agosto la mostra si sposterà proprio in questa località e lì sarà visitabile dal 4 al 19 settembre prossimi. È stato realizzato anche il catalogo, la cui presentazione è stata affidata all'assessore alla cultura del comune di Sappada, Andrea Polencic. E con queste immagini su una mostra allestita a Sappada si chiude il nostro notiziario. Grazie a Simone Caramaschi e Ada Peressi in regia. L'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 19. Un buon pomeriggio.